questa edizione nessun altro aggiornamento, ora vi lascio a barzellette a seguire Sicilia Cabaret Club. Buona serata su Antenna Sicilia. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta. Buongiorno e benvenuti al TG Sicilia, la nostra edizione del mattino. Vediamo i titoli. Lo Stato non lascia sole le persone per bene. Giorgia Meloni a Palermo nel giorno in cui la DDA stringe il cerchio intorno alla mafia del pizzo. Il malaffare troverà sempre davanti a sé uno Stato determinato. Così la Premier che annuncia altri fondi e l'arrivo di forze dell'ordine e il supporto dell'esercito. Un libro mastro delle intimidazioni assieme al tentativo di estorsione contro la Sicily by Car, tra gli elementi dell'operazione dei carabinieri che ha portato a 22 provvedimenti cautelari per mafia ed estorsione. 7 gli indagati erano già in carcere. Ritrovato a Gela nel litorale in prossimità di Manfria, dopo 5 giorni il corpo di Filippo Anselmo Perna, l'uomo di 59 anni che era uscito con la sua canoa facendo perdere le sue tracce. Si offre di ripulire un terreno delle sterpaglie ma rimane ucciso dal fuoco che lui stesso aveva acceso. È accaduto nel Marsalese, in contrada Paolini. La vittima aveva 77 anni, si chiamava Vito Puler. Un 38enne albanese è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver accoltellato un connazionale al culmine di una lite ad Aci Bonaccorsi. Decisivo l'intervento di 2 carabinieri liberi dal servizio. La vittima è ricoverata ma non è in pericolo di vita. Poi il calcio, parte oggi la nuova campagna abbonamenti del Catania al Massimino, secondo giorno di ritiro. Casasola a un passo dal Brescia. In Trentino Alto Adige il Palermo prosegue la preparazione precampionato. Il difensore Bani punta a una stagione di riscatto. Sul mercato fase di stallo per Rao. Dunque, bentrovati, la Premier Giorgia Meloni a Palermo nella giornata in cui la DDA stringe il cerchio intorno alla mafia del pizzo. Lo Stato c'è e non tollera la recrudescenza mafiosa, dice la Presidente del Consiglio, che annuncia altri fondi e l'arrivo di ulteriori forze dell'ordine e anche il supporto dei militari se serve. Maglio Viola. È chiara e diretta la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi a Palermo, proprio nel giorno in cui i carabinieri stringono il cerchio intorno agli uomini del racket del pizzo che da novembre sono tornati a terrorizzare la zona nord-ovest della città e l'immediata provincia. La Premier, arrivando in città, aveva deposto una corona di fiori alla stella di Capaci in autostrada, sul luogo che ricorda la bomba che uccise Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti e la loro scorta. Poi è arrivata in prefettura, dove ha presieduto il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il messaggio deve essere chiaro: lo Stato c'è, non lascia sole le persone per bene, quelle che ogni giorno si rimboccano le maniche per creare ricchezza e lavoro in questo territorio. In seguito ha annunciato la possibilità di dispiegare anche unità dell'esercito, modificando le leggi che regolano l'operazione Strade Sicure per sostenere le forze dell'ordine e l'arrivo di ulteriori risorse economiche. Ai 9 milioni di euro che sono stati già assegnati a Palermo e ai comuni dell'area metropolitana se ne aggiungeranno altri 6 e sono chiaramente risorse molto preziose che servono a finanziare i progetti di sicurezza urbana e di potenziamento dei presidi sul territorio. Dopo il comitato, Meloni è andata a Palazzo Jung, dove ha scoperto la teca con la croma bianca su cui viaggiavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo il 23 maggio del 1992, che resterà esposta al Museo del Presente della Fondazione Falcone. Il testimone di Giovanni, il testimone di Paolo non è caduto, è saldo nelle mani delle istituzioni, rappresenta un giuramento quotidiano che va, dal mio punto di vista, onorato con i fatti.
Dagli ordini inviati dal carcere con un cellulare clandestino al tentativo di estorsione contro la Sicily Bycar, fino al libro mastro delle intimidazioni. Nelle carte dell'operazione antimafia emergono nuovi particolari sulla rete di intimidazioni che ha colpito Palermo e la sua provincia. Roberta Lunghi. L'importante è che bruci tutto. È uno dei messaggi che secondo gli investigatori Salvatore Verga inviava dal carcere di Trani ai suoi uomini per organizzare gli attentati che per mesi hanno terrorizzato commercianti e imprenditori tra Palermo e provincia. È uno degli elementi emersi dall'operazione dei Carabinieri e della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha portato a 11 fermi per mafie ed estorsioni, gestite secondo l'accusa anche dal carcere, e al coinvolgimento complessivo di 22 persone, 7 delle quali già in carcere, in un'inchiesta che riguarda anche il traffico di droga. Tra gli episodi contestati, il tentativo di estorsione ai danni dell'imprenditore Tommaso Dragotto, fondatore della Sicily Bycar. Secondo gli inquirenti, il gruppo aveva preso di mira la sede dell'azienda di Carini. Dall'analisi dei telefoni sequestrati, i carabinieri hanno ricostruito gli ordini impartiti dal carcere, il reclutamento degli esecutori, il furto dell'auto usata per l'attentato e il pagamento finale. Verga continuava a dirigere il gruppo, dunque grazie ai cellulari introdotti illegalmente in cella. Sul telefono di uno degli indagati il suo contatto era stato salvato con l'emoticon di 2 bombe. Le intercettazioni ricostruiscono il tariffario delle intimidazioni: 400 euro per incendiare un'attività commerciale, 200 per rubare l'auto da utilizzare negli attentati. Nella cella di Trani trovato il libro mastro delle estorsioni con l'elenco delle attività commerciali da colpire e le somme richieste. A completare il quadro investigativo le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, secondo il quale il gruppo disponeva anche di un arsenale di armi fatto arrivare dalla Puglia. E la società civile tira un sospiro di sollievo dopo gli arresti degli autori delle intimidazioni e danneggiamenti. Palermo è cambiata e non si piega, dicono gli imprenditori. Maglio Viola. Lo Stato è presente e il risultato di oggi lo dimostra. È il messaggio del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo l'operazione dei Carabinieri, che ha svelato la banda delle estorsioni e le nuove leve del racket che volevano riprendere il controllo da Tommaso Natale fino a Capaci. In Italia non c'è spazio per l'impunità, dice chi sbaglia ne risponde davanti alla giustizia, e questo è ciò che permette ai cittadini di avere fiducia nelle istituzioni. È un coro unanime di plauso quello che si leva dal mondo politico. Ci sono il presidente della regione Renato Schifani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, i capigruppo di Fratelli d'Italia in antimafia Raul Russo, in commissione giustizia Carolina Varchi, ma soprattutto c'è la società civile, ci sono i sindacati. Patrizia Di Dio, la presidente di Confcommercio, che proprio oggi aveva fatto partire l'assistenza alle imprese taglieggiate, plaude e ribadisce l'impegno della sua associazione. Un messaggio chiaro e forte arriva da Mario Attinasi, presidente di Assoimpresa. La Sicilia non si china più, la Sicilia reagisce. E quindi a questo punto devo dire un plauso enorme a tutte le istituzioni, le forze dell'ordine, la magistratura, il DDA, che ha pazientemente messo insieme questo puzzle e alla fine oggi ha regalato alla Sicilia un risultato. Un sospiro di sollievo per le aziende prese di mira, come conferma Davide Testaverde, titolare del ristorante Al Brigantino, uno di quelli presi di mira a colpi di Kalashnikov. Chi ancora è sotto scacco, adesso è il momento di poter alzare la testa e denunciare. Ricordo sempre la stessa frase: tutti uniti possiamo veramente sconfiggere questa mafia. Palermo sembra veramente cambiata. E si sono concluse nel modo più drammatico le ricerche di Anselmo Perna, il 59enne scomparso mercoledì dopo essersi allontanato in canoa dalla spiaggia di Macchitella. Il corpo è stato ritrovato al largo della spiaggia di Manfria dopo 3 giorni di operazioni in mare e a cielo aperto. Restano gli interrogativi sulle condizioni in cui l'uomo aveva deciso di uscire in mare. GR Italia. 5 giorni di speranze, di ricerche senza sosta e di attese che si sono trasformate purtroppo in dolore. Il mare ha restituito il corpo di Anselmo Perna, il 59enne che mercoledì scorso si era allontanato in canoa dalla spiaggia di Macchitella a Gela, facendo perdere ogni traccia. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 19 di ieri al largo della spiaggia di Manfria, ad una decina di chilometri al luogo dal quale era partito con la sua canoa. A recuperare il corpo sono stati i militari della Guardia Costiera che lo hanno riportato al porto rifugio, dove è avvenuto il difficile riconoscimento da parte dei familiari
familiari. Per 5 giorni le ricerche hanno impegnato uomini e mezzi della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco e un elicottero dei Carabinieri. Un dispositivo imponente che ha battuto senza sosta il tratto di mare nella speranza di trovare il canoista ancora in vita, ma con il passare delle ore le speranze si erano progressivamente affievolite. Secondo quanto ricostruito, Perna era uscito in canoa mercoledì in un momento in cui il mare si presentava piuttosto agitato e le condizioni meteo marine non erano favorevoli, un elemento che potrebbe aver avuto un ruolo determinante nella tragedia, anche se saranno gli accertamenti a chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Con il ritrovamento del corpo si chiude una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso un'intera comunità, lasciando spazio soltanto al dolore dei familiari e di quanti fino all'ultimo avevano sperato in un epilogo diverso. Si offre di ripulire un terreno dalle sterpaglie ma rimane ucciso dal fuoco che lui stesso aveva acceso. È accaduto ieri mattina nel Marsalese, in contrada Paolini. La vittima aveva 77 anni, si chiamava Vito Puleo. Le indagini sono seguite dal NIA di Palermo e dalla polizia di Marsala. Laura Spanò. Aveva 77 anni Vito Puleo, l'uomo che nella tarda mattinata di ieri è morto a seguito delle gravissime ustioni riportate in un incendio di sterpaglie in contrada Paolini a Marsala. L'uomo di buon mattino aveva iniziato a bruciare le sterpaglie in un piccolo appezzamento di terreno di proprietà di un parente. Non era la prima volta che eseguiva tale intervento, aveva preso tutte le precauzioni, ma ieri qualcosa non è andata per il verso giusto. Forse a causa del repentino cambio del vento, Vito Puleo a un certo punto non è riuscito più ad avere ragione delle fiamme che si sono trasformate in una trappola mortale. L'anziano ha anche tentato di scappare, di mettersi in salvo. Le grida di Puleo hanno fatto accorrere il proprietario del terreno, che è intervenuto e ha tentato con ogni mezzo di sottrarre Puleo alle fiamme che già lo avevano avvolto. Un tentativo vano il suo, che ha subito ustioni alle mani. Da Palermo ieri è arrivato il nucleo investigativo antincendi dei Vigili del Fuoco, che ha lavorato con gli investigatori della polizia per tutta la giornata. La zona è stata transennata per dare la possibilità alla scientifica di eseguire i rilievi. Il corpo di Puleo è stato trasferito all'obitorio. Non è escluso che il magistrato disponga l'autopsia per fugare ogni dubbio. E la Sicilia si prepara a vivere una delle settimane più calde dell'anno. Una massa di aria calda proveniente dal deserto del Sahara si sta stabilizzando sul Mediterraneo centrale, determinando una severa ondata di calore che colpirà l'intera isola a partire dalla giornata di oggi. Con le alte temperature, massima allerta per rischio incendi. Già nelle scorse ore alcune zone dell'isola sono state colpite dalle fiamme alimentate appunto dal vento di scirocco. E cambiamo argomento. I finanzieri di Catania hanno arrestato un corriere della droga con 2 chili di eroina. L'uomo originario di Gela è stato fermato al casello di San Gregorio. Fermato al posto di controllo, il conducente ha mostrato segni di nervosismo che hanno insospettito i finanzieri. Da un controllo in un vano nascosto all'interno di un intercapedine del paraurti posteriori dell'autoveicolo trovati 4 panetti di eroina messa in commercio al dettaglio. La droga avrebbe fruttato 500.000 euro. E adesso andiamo a Riposto, che è ancora sotto shock per la morte di Lino Guarrera, assassinato in strada dal fratello. Al TG Sicilia, la figlia della vittima, il mostro era in giro e i carabinieri sapevano della pericolosità e delle intenzioni dell'omicida. Tonino De Mano. All'improvviso vedo che lui si avvicina al mostro. Mio padre mi dice: Marica, vattene a casa. Io ho detto no, non me ne vado. E allora ho visto che lui sfilava il coltello davanti alla bottega della frutta. E ho corso verso di lui, non so dove mi è venuto questo coraggio. Io volevo salvare mio padre, non volevo farlo arrivare da mio padre. E sono andata sopra di lui, che mi ha tagliato, mi ha spinto, mi ha strattonato, sono piena di lividi. È lo straziante racconto di una tragedia annunciata, la voce rotta, il volto segnato dal dolore. Marica, figlia di Lino Guarrera, imprenditore ittico assassinato dal fratello a colpi di taglierino a Riposto, non si dà pace ed invoca giustizia. Il mostro era già andato dai carabinieri un paio di giorni fa, qualche giorno fa, a preannunciare che avrebbe fatto una tragedia, una strage. I carabinieri, il maresciallo è andato da mio padre e l'ha informato e ha detto: a Natale stai attento,
che tuo fratello ha male, ha brutte intenzioni. Mio padre ha solo risposto: maresciallo, io che devo fare? Sono qui tutti i giorni a lavorare. Ha cercato in tutti i modi di salvare il padre dalla furia omicida dello zio Giovan Battista Guerrera, è corso in pescheria ma non ha potuto evitare la mattanza familiare. Restano le ferite sulle mani ed un inconsolabile dolore. Ha chiamato a casa mia mamma e ha detto: c'è mio fratello che fa come un pazzo, sicuramente succederà qualcosa, chiama i carabinieri, perché mio padre non li chiamava. A terra in via Federico Cafiero, teatro dell'uccisione, c'è una piantina, mentre davanti alla pescheria che si affaccia sul lungomare c'è un via vai di persone che si fermano, guardano e ricordano Lino, definito uomo buono ed instancabile lavoratore. La salma è stata trasferita all'obitorio del Policlinico di Catania, dove nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia. Resta in carcere Giovan Battista Guerrera, appunto, che sabato ha ucciso il fratello fuori dalla pescheria in via Duca del Mare a Riposto. Conferiti gli incarichi ai medici legali, mercoledì l'autopsia sul corpo della vittima. Un 38enne albanese è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver accoltellato un connazionale di 34 anni al culmine di una lite ad Aci Bonaccorsi. Decisivo l'intervento di 2 carabinieri liberi dal servizio. La vittima è ricoverata ma non è in pericolo di vita. Roberta Lunghi. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio il 38enne albanese ritenuto responsabile dell'accoltellamento di un connazionale di 34 anni avvenuto ieri pomeriggio ad Aci Bonaccorsi all'interno di un chiosco bar. Decisivo l'intervento di 2 carabinieri liberi dal servizio che, dopo aver sentito le urla dei passanti, sono riusciti a bloccare l'uomo mentre tentava di fuggire. Secondo la ricostruzione dei militari, l'aggressione sarebbe maturata al culmine di una lite per futili motivi. Il 34enne sarebbe stato raggiunto da diversi fendenti al torace, all'addome, al collo. La vittima è ricoverata in prognosi riservata in un ospedale catanese, ma non sarebbe in pericolo di vita. Durante il sopralluogo i carabinieri hanno recuperato un coltello a serramanico con tracce di sangue ritenuto l'arma utilizzata nell'aggressione. Il 38enne è stato trasferito nel carcere di Catania, Piazza Lanza. A Catania confronto tra gli associati di Confcommercio e l'amministrazione comunale sul nuovo regolamento dei DEORS. Luca Ciliberti. Un confronto schietto diretto tra i ristoratori e l'amministrazione comunale per smussare gli angoli e trovare nuovi punti di incontro. L'occasione è il tavolo organizzato da FIPE e Confcommercio sul nuovo regolamento dei DEOR approvato in Consiglio Comunale lo scorso 23 giugno. Ma la discussione gira subito sullo stato dei pubblici esercizi in città, con imprenditori costretti a inseguire i clienti divincolandosi tra i problemi di sempre, burocrazia, parcheggi e controlli. Tutto si basa su una ricerca di equilibri che stiamo trovando e noi continuamente ci confrontiamo con la città, con le associazioni di categoria, con chiunque ci può dare un contributo, perché non abbiamo la pretesa di essere dalla parte della ragione. Eppure quello dei DEOR, che di fatto non sono altro che gli spazi all'aperto che consentono ai locali di ampliare la superficie commerciale, è un tema affrontato da anni. Nella giungla di verande, tettoie e ombrelloni improvvisati l'amministrazione ha voluto mettere dei punti fermi. Oggi i ristoratori chiedono soprattutto controlli puntuali e precisi. Per esempio, io vi dico, uno dei tanti chioschi o i panifici che mettono i tavoli fuori, naturalmente non viene più tollerato, e allora questo l'amministrazione l'ha capito e speriamo che avremo una serie di leggi uguali per tutti. Non è un'azione repressiva, è un'azione di controllo, laddove poi la sanzione diventa lo strumento per esigere il rispetto della regola violata. Questo è inevitabile che accada in qualunque consesso urbano, in qualunque consesso civile. Sulla pedonalizzazione di Piazza Castellursino poi l'amministrazione non torna indietro. Se qualcuno pensa che noi possiamo tornare alla sosta selvaggia, che noi possiamo tornare ai parcheggiatori abusivi, alle persone che impennavano, ai ragazzini che impennavano sulla piazza, per non dire attività criminali ancora peggiori, su questo mi troverà sempre ostile. Adesso parliamo di un libro. Enzo Iacchetti si racconta a Modica presentando la sua autobiografia, 25 minuti di felicità tra emozioni, successi e un filo di malinconia. Veronica Barbarino. Il padre lo sognava ragioniere, ma lui voleva vivere di musica e comicità. E così è stato. Enzo Iacchetti si racconta a Modica, ospite del Festival Letterario Scenari. Con il suo stile ironico e irriverente ha presentato la sua autobiografia. Dal titolo 25 minuti di felicità, con ironia, emozione e voglia di guardare avanti, mostra come dietro ogni sorriso si nasconda una storia da raccontare e un sottile filo di malinconia. La malinconia fa parte della creatività.
se fai un lavoro creativo e magari non ti viene nulla di creativo, diventi malinconico, allora cominci a osservare le cose e con un po' di sentimento tutto diventa più semplice. Nel libro trovano spazio le grandi soddisfazioni della carriera, ma anche le cadute, affrontate e superate con la tenacia di Rocky Balboa. Ci sono gli affetti più cari, gli amici, gli amori, la passione per la politica, sempre dalla parte dei più deboli. E tra i ricordi più divertenti raffiora anche l'esperienza al Maurizio Costanzo Show, con le celebri canzoni corte, diventate uno dei suoi marchi di fabbrica. Io faccio la canzone, incomincia qua, e prima o poi arriverà a metà. Inevitabilmente, inesorabilmente, a un certo punto la canzone finirà. In questo caso è finita già. Un libro che invita a vivere ogni minuto con autenticità, perché anche se il tempo a disposizione è solo mezz'ora di fronte all'immensità dell'universo, può essere sufficiente per lasciare un segno. E adesso una pausa, tra poco con la nostra pagina sportiva, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, parte oggi la nuova campagna abbonamenti del Catania al Massimino, secondo giorno di ritiro, Casasola a un passo dal Brescia. Sergio Colosi. Si chiama Essere Catania e richiama impegno, serietà e lavoro con il cuore per vincere. È la nuova campagna abbonamenti del club rossazzurro che si concluderà a settembre. I prezzi sono i seguenti: curve 150 euro, tribuna B 300, tribuna A 480, tribuna Elite 750 e sostenitore 1500. Il costo dei biglietti prevede le curve a 16 euro, tribuna B a 30, tribuna A a 45 e tribuna Elite a 75. Con l'abbonamento si risparmia fino al 60% rispetto ai singoli biglietti. Da oggi al 3 agosto diritto di prelazione per gli abbonati che vogliono confermare il proprio posto o cambiare settore. 5 e 6 agosto per chi vuole modificarlo e dal 7 agosto vendita libera. Può essere sottoscritto online ai botteghini dello stadio e presso i punti vendita della rete Ticket One. Indispensabile la carta Ui Catania. Prezzi scontati oltre agli abbonati dello scorso campionato anche per donne under 18 e over 65. Per gli under 12 invece un abbonamento al costo di 30 euro in qualsiasi settore. Per il Catania secondo giorno di allenamento al Massimino, assenti Chiarella, Bocic, Aloi e Casasola, quest'ultimo vicinissimo al Brescia. Beters svincolato ha firmato con il Savoia. Per Cicciarelli si registra un interesse del Pescara. Sui nomi già noti si intensificano i contatti con Salernitana, Crotone e Cosenza per rinforzare l'organico. Intanto prosegue la preparazione del Palermo in ritiro. Per Bani deve essere la stagione del riscatto. Sul mercato fase di stallo per Rao. Marco Gullà. Prosegue il lavoro del Palermo in Val Gardena con il tecnico Inzaghi che prosegue col gruppo a disposizione alle prove tecniche del suo nuovo 4-2-3-1. Tra palestra e allenamenti più intensi, la squadra rosanero scioglie i muscoli e lavora per provare ad essere protagonista nel prossimo campionato di Serie B. È normale che crei delle aspettative, come è giusto che sia per una squadra importante come il Palermo, quindi ne siamo consapevoli, vogliamo fare un campionato molto importante, secondo me, comunque come abbiamo fatto anche l'anno scorso, cercando di migliorare quello che abbiamo fatto, perché a quanto pare non è bastato, come dimostrano i fatti, quindi sappiamo bene quali sono gli obiettivi nostri e quelli della nostra gente e siamo pronti, ci prepareremo per quello e insomma siamo convinti di tutto ciò. Mercato, i tempi potrebbero allungarsi per Rao che andrà in ritiro con il Napoli dal 17 luglio e verrà visionato da Allegri. Il Palermo resta fiducioso, consapevole del fatto che dovrà pazientare ancora un po'. Per Compagnoni invece c'è un'intesa con il Venezia. Per il ruolo di centravanti resta il gradimento del club rosanero per Moreo, tra l'altro molto gradito a Inzaghi. Il Pisa però vorrebbe le Duaron. Uscite, Corona è destinato alla Virtus Entella, Di Bartolo all'Altamura, mentre su Vacic c'è l'interesse di Vicenza, su Tirol e Padova e poi anche Sampdoria. Sugli altri esuberi il mercato resta in stallo. E per questa edizione è tutto, TG Sicilia torna alle 13:30, adesso la rassegna stampa curata oggi per noi da Emanuela Corsi. Buona giornata.
Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.